God Save the Wine sul palco della Rock Firenze con Stefano, dai, inventati un background da batterista, chitarrista, qualcosa. Beh, io sono un solista. Di che non si sa, comunque un solista. Ma come mai i solisti? Perché ecco, si sa che la musica rock è una musica di gruppi, è una musica dove l'alchimia del gruppo importa, ma nel vino non sempre così. A te piacciono i solisti? Mi piace il solista perché mi piace essere il personaggio, per cui l'attenzione la voglio io, e qui stasera presento un po' il campione di Vignamaggio, che è la sua nuova selezione di Sangiovese. È un po' la scelta mia come vino rock. Il Sangiovese è un vino irruento, è un puro sangue che non riesce mai a dominarlo, e questa è proprio l'espressione un po' più alta della nostra azienda. È un vigneto che si trova nella parte alta, a 300 metri di altezza, vicino a Panzano. A Panzano, che è un territorio, forse anche quello è un bel territorio rock, no? Un territorio esplosivo, ricco, fruttato, una bella quota, questo bellissimo anfiteatro baciato dal sole, e appunto quindi un solista sangiovese in purezza in un'azienda che è conosciutissima finora per i suoi Chianti classico. Esatto, assolutamente. Vignamaggio ha fatto la storia del Chianti classico e di conseguenza ha percorso, ha determinato un po' quella è stata tutta l'evoluzione del Sangiovese nei secoli. Per cui da vino molto più rustico, molto ruvido, oggi invece si celebra per la sua eleganza, e che comunque si adegua perfettamente all'evoluzione un po' dei gusti del consumatore. E poi ecco, un'altra cosa rock di Vignamaggio, vogliamo parlare del sorriso della Monna Lisa, il sorriso che ha spiazzato secoli e secoli di storia dell'arte, che ha fatto vedere che l'arte poteva essere anche uno sberleffo, la voglia di rilassarsi, la voglia di essere in pace, come davanti a un bel bicchiere di vino. Grazie mille Stefano. Grazie Andrea.